Salute e benvenidos a Noisis, Filosofia in Sardu. Oggi seguimos su percorso relativo a sa dibatta contemporanea in filosofia. Sa volta passata abbiamo incominciato un poco a faidare sopra desa dibatta a pizzo desa modernidade. Abbiamo affrontato temas relativos a si scuola de Francoforte, intres il francofortesos a molbidu Jürgen Habermas, a molbidu vinzas su concetto de postmodernu, una chibiede in Lyotard e Vattimo, sos esponentes prusu de importu de questo indirizzo filosofico, e amos in qualche maniera affrontato vinzas abbiamo leato in considerazione un altro autore come Richard Rorty, posuchi per tocca da Zambito podimo narrare anglosassone, chi fa che parte su pur dell'area culturale postmoderna, pur bene di considerando un postmoderno in senso istrinto, o è invece che il campo di seguire su cammino nostro sopra la dibatta contemporanea, di fatti sa poparzido, dibatta contemporanea 1, sa lezione, potremmo narrare, sa trasmissione colata che abbiamo già noi abbiamo affrontato proprio questo argomento, e dibatta contemporanea 2 che si riferisce proprio a sa trasmissione de OE in UE che il campo di seguire e passare in rassegna qualche altro meledo filosofico che si è sviluppato in su secolo XX. E che il cande poi si deve fare vinza una dibatta contemporanea numero 3 in maniera de chilcare e de ponere qualche aspetto finza attuale sul dibattito attuale sopra questa che sono le problematiche a pruso di importo che si sono sviluppate in sostempos plus regentes. Partimos da un altro autore che a bisumeu, ma non solo, finza in suo mondo filosofico, accademico, ben considerato un autore meda importante, è stessa figura di Jacques Derrida, nascido in su 1930, molto in su 2004, un filosofo francese, che ha una attitudine critica conforma a serenità filosofica occidentale. Questo vuite narimoso attitudine critica che già i postmodernos aiana posto in discussione, posto in duda medas principios desa filosofia occidentale. E Derrida è subabbu de questo che viene definito in filosofia su decostruzionismo, come dimos in si specifico in ditte consistidi, e caleste su punto centrale de su pensu suo. Isu si schierato in maniera belta e con posizioni forzi prusu destruttivas, con sos che sostengono la necessità di andare oltre questa tradizione. Derrida parisi con Foucault, Lyotard e Rorty, autore che abbiamo già affrontato, este intresos plus alsiduos o teoricos de su postmoderno. Dunque siamo proprio in questo ambito galo de dibatta filosofica in UE, pur con sa singolarità di soro, questo filosofo Kilcana, in una maniera o in satira, a seconda des interessi soro, ponere in luce determinados aspettos della realtà che pertoccano proprio un tema, argomento specifico. Abbiamo nato che su penso de Derrida pertocca da non solo l'ambito filosofico, ma vinza curso della critica letteraria, mescamente in area americana. Sa formazione sua è tesuta sombra desa tres H, come enini definita, e sta a narrare esos tre filosofos di riferimento che sono Hegel, Husserl e Heidegger, ma vinza de Jean-Paul Sartre e proposi si indisteggiare proprio vinza da quest'ultimo filosofo.
Badenare che Derrida, come si narra in latino, un nemo profeta in patria, attento prusu attenzione in area americana, pruschi no in patria, pruschi no in Francia, su ben suso, e si sta di studiato pruschi no altro in area anglo-americana, invece che in sa filosofia in area europea, un po' di Molnar Gasi. Ha pubblicato un medas e si stile di scrittura so è complesso in maniera perfida, che allo decifrare sono vago complicato, complesso, dene di uno stile di scrittura meda difficile. Però è vinza screfido questo stile un vago articolato, complesso. Atteso questo stile da esossaggios scientificos o accademicos, onto enciclopedicos o logocentricos desas universidades, e ducas est un linguaggio, un vago non convenzionale, non tipico di questo che è un tribaglio scientifico tipico desos parametros che vengono definiti in sas universidades, un vago sui generis narimolgasi. In questa maniera, i iscritti suos sono unicos e originales in su genere issoro. In sopra nodida, che si intitola La carte postale, fa edda de su rapporto nodido intre Socrate e Platone. Questo due filosofo, ammentamos che Socrate fu famato proscatotto su no impreu desi scrittura e ducas affidare sa dottrina filosofica a soralidade, invece se Platone veniva considerato su chi ha dato valore a si scrittura. Socrate vaghia sul dialogo socratico, veniano narimos espostos in maniera orale, ducas a Socrate dialogaidi oralmente con sos interlocutores, e ducas a su metodo socratico amos già faidato in sas primas puntadas desa maieutica e de su metodo desironia, tutto pro medio desoralidade. Platone invece imprea su dialogo come forma iscritta e ducas si servide di scrittura. Questo rapporto in Derrida, in quest'opera che abbiamo già ementuato, La carte postale, su rapporto è stato imbesse, questo rapporto entre Socrate e Platone, come Platone va eddada e Socrate scriede. Ducas abeste proprio questa inversione rispetto conforme a questa che è stata tradizione che conoscimos. Pro Derrida su rapporto este Socrate-Platone fia di stato a sa base di uno dei saggios prulnodidos suos proprio, la Pharmacie de Platon, quest'opera di Derrida del 1968, in cui è stata proposta sa tesi sul logocentrismo o metafisica desa presenza. Questo pure è un termine centrale in sa filosofia sua. Este il tema principale de tutta la tradizione filosofica occidentale, questa metafisica della presenza, questo logocentrismo, questa preminenza della parola conforme a si scrittura. In quest'opera mentua su dialogo Fedro de Platone, in cui Socrate conta da su mito de Tamus, che innanti a sofferta desi scrittura da balte de su Deus Teut, non accetta da sofferta che si scrittura este qualche cosa de meda inferiore e de negativo conforma a sa paraula. Sa paraula este presenza, mentre si scrittura este ausenza, negazione de sa presenza. In su discorso faidado usanima a presente luego sa veridade, in su testo scritto gusta l'estresa non besprusu. In su vaeddu s'anima si espressa in maniera diretta, este presente, in su testo scritto non besprusu. Secondo Derrida, sos caratteres de fondamento desa filosofia occidentale sono stati, prima di tutto, l'umiliazione di scrittura e su preferrere sa paraula, e dei noghes a definizione proprio del logocentrismo, ovvero sa centralità de su logos, de sa paraula, de su discorso. Questa è a volta dura la traduzione che possiamo dare. Però Derrida sa tradizione logocentrica di LDO è scussa dominante e sta andare sul dominio della parola, mortificando gussa che ha bisogno queste proprio di scrittura.
Si totus ostentativos fattos finza sa como proissire da esa metafisica razionalistica occidentale fundata supra efferrere su logos e sa presenzia sun fallidos, è possibile essire da gusta metafisica de sa presenzia, issu si preguntat. Su problema consiste in su colare de sa filosofia a sa post-filosofia, di andare oltre sa filosofia senza rinnegare sa filosofia matessi, ma legginde sul filosofo in una certa maniera. Ducas non è barricare tanto sa filosofia quanto leggere sul filosofo in un'altra maniera. In sopra de sa grammatologia, che è un'opera gusta meda importante del 1967, che è sopra sua, podemos definire, plus organica e plus comprensibile, conforma a sa schilana precedita, che fu finza sa plus complessa, finza a livello de comprensione de su testo e de sos concettos che veniano enunziados, su tema plus d'importo in quest'opera de sa grammatologia est galu gusto de su logocentrismo de sa filosofia occidentale presentato promedio de sa lettura de Rousseau, precedita da esa lettura de Lévi-Strauss e da una critica a volte a Hegel. Questi sono un paio di temi dominantes in sopra desa grammatologia. Issu sostiene de partire e abbarrare a intro de sos testos e lasciare s'idea de sos libros. Sos testos ana a te vaghere con si scrittura sul libros tenen a te vaghere con sa paraula. Sos testos sono anonimos, neutros, artificiales, mentre sul libros cheren essere s'espressione diretta e naturale desa oghe des'autore. Serrare con su libro si abberrere a su testu cheren narrere duncas a non preferrere sa oghe e sa paraula, ma si scrittura. Cheren narrere non accettare sa logica tradizionale de sa metafisica de sa presenzia, sa oghe, sa paraula, esprimene in maniera diretta sa presenzia. Si scrittura e sos testos indican a molnadu sa ausenzia. Sa violenza de su tempo scoladu è scussa de sa paraula supra de si scrittura. Custa tesi de sa prioridade de su testu supra de su libro ad azughe Derrida a una forma di testualismo estremo, bene proprio considerato quasi, questo preferire, questo estremizzare quasi e dare priorità a su testo sopra dessa parola. In su 1968 Derrida pubblica la opera La Différence, con sa sostituzione desa e de difference, secondo una pratica etimologica ereditata da Heidegger, e fa che bennere questa parola dal suo verbo greco diafferein e dai gusto latino differre. Con suo significato sia del rinvio, tornare a inviare, rinvio, e sia del differenzia. Questo difference tiene proprio questo duplice significato, rinvio e differenzia. Su decostruzionismo, de su quale abbiamo già un vago accennato, non è stata rugisa posta in opera desa differenza, questo termine proprio crefido da Derrida, sa differenza in sa lettura de sos testos che ha come effetto a disseminazione. Si strategia decostruzionista consiste di duncas in su vorriare su processo con su quale si stato fregato un testo, smontando su testo matessi piccolo pro piccolo accanto proprio promedio desa differenza in su boltulare sas opposizioni gerarchicas che agattamos in ogni testo desa tradizione desa tradizionale metafisica desa presenza. Questo proprio voltare, tornare a voltare su testo, boltulare mezzo su testo, tornare a scomponere piccolo po piccolo su testo. Questo è proprio decostruzione, non fraigare ma decostruire proprio in termine in gergo filosofico, come è ben definita sa filosofia di Jacques Derrida. Si strategia decostruzionista narra da Derrida non è ingenua, non si limita a sebestare sas opposizioni né si propone di
commente Wagner e Hegel della singlobare in una sintesi superiore. Issa la schera di imbezzese ismascherare mostrando desi struttura gerarchica e voltulare gussa in struttura. Proprio un approccio a sudestu meda originale e ducasa una iscomposizione de sudestu. Questo è un vago sapun obiettivo di Jacques Derrida. E scraro in questa sede non beste su tempo si può approfondire e leggere qualcuno passaggio o vinzas de gusto al filosofo su motivo di adesso è pesante puro, si scopo, sa bunna de gusta sa trasmissione sono la sempre divulgativa, sa chi il carde dare calchi elemento può me le dare su chi este su dibattito filosofico che ha caratterizzato tutto questo secolo e come se mo fai dante di qualche cosa di plus attuale che è stata dibatta contemporanea. Un altro passaggio di importo pertocca dalla filosofia analitica e post-analitica. Quando fai damoso di filosofia analitica, fai damoso di un indirizzo filosofico nascido plus o manco in sos annos 20 de suoi gentos chi è voltata mescamente a si studio di un imbaggio. Quando fai damoso di filosofia analitica, questa filosofia nascita in ambito in area anglo-americana. E su periodo de oro della filosofia analitica, in sal differenti versioni sua, è stato però sempre in area anglo-americana su secondo posti di guerra fino a tutti gli anni 60 de su noigentos. Commentiamo già ido la filosofia analitica in sa forma classica, cussa de sos positivistas logicos o de su circolo de Vienna, commente sol già mentovados Carnap, Schlick, Neurath, e de sos collegas issoros, logicos di Berlino e Varsavia, si via diffundida in area anglo-americana a cominciare da sos annos 30 plus o manco. In sos Stati Uniti, a postisi della Seconda Guerra, proprio manco de annos su filone positivistico logico leada sa preminenzia. A questo proposito, uno dei suoi autori, che ha bisogno di un meta di importo, può fare un quadro più dettagliato di questo periodo, è Willard Van Orman Quine, che è di sicuro su pronodido, su uso di importo e su uso studiato dei filosofi statunitensi. L'attività sua si è comprita belle a maniera esclusiva in su periodo appostisi della Seconda Guerra, e Quine è polemizzata sia con su positivismo logico, sia con sa teoria logico-semantica de Frege. In Paraula e oggetto del 1960, Quine sostiene di sa natura comportamentista del suo linguaggio. Si scienzia costituì di su tipo di attitudine più sicura che si possa adottare conforma a sa realtà e a sa filosofia. Si deve adeguare, e dunque sa filosofia si deve adeguare a si scienzia. Pro Quine si scienzia è meta più sicura della filosofia, e sa filosofia proisso a due interessos e campos de traballo de fundamentu, cussos ontologicos, dunque sa preguntas supra ite beste, e cussos predicativos, preguntas supra quali tipos de cosas possano essere domandadas supra ite beste. Quine è in una posizione materialista, che esistono oggettos fisicos e finzas oggettos astrattos, cussos de sa matematica, per esempio, intre esos oggettos astrattos, ma non riconosce l'esistenza de sas entidades mentales e franco che comente attributos o attividades de parte de oggettos fisicos o mescamente persones. Isso si colloca in una posizione antidualistica e anti-animistica. Este monista, Quine, materialista, fisicalista, comportamentista, adotta da un vago gustas a posizione a livello filosofico. A tra figura ad importo a facca a Quine, che è esponente il suburo della filosofia analitica, paresi con Donald Davidson, este in si specifico Michael Dummett, quest'altro filosofo, desos annos 50 del secolo colado si è occupato di filosofia della matematica e di logica della proceduras del voto politico, di logica del gioco della scaltas e dello staroccos,
mescamente cussa italiana, ducas proprio un filosofo della matematica, questo pure è un ambito di interesse umano, tutto l'ambito logico-matematico che viene affrontato in ambito filosofico. Damme è schierato in maniera belta sia contro il positivismo logico, assimilare dunque alla filosofia alla scienza, a questo è la punta massima del positivismo logico, e sia da contro la filosofia del suo linguaggio ordinario e dunque a ridurre la filosofia a una forma di psicologia linguistica. Obiettivo della filosofia è l'analisi della struttura del suo penso e chi si studia del suo penso deve barrare dislindato e dunque a distinto, potremmo narrare, dal studio del suo processo psicologico del suo pensare. Su metodo appropriato per l'analisi del suo penso consiste in analisi del suo linguaggio. Dunque, a proprio aspetto del suo linguaggio, l'analisi del suo linguaggio, già con Wittgenstein e altri filosofi dell'area anglosassone, dunque la vinza analitica, si occupano proprio di studio del suo linguaggio. E ognuno di essi ha dato un contributo umano proprio analizzando la schizuna dalla democrazia linguistica, come è bene definita, fino all'ombra proprio alla analisi del suo discorso, alla scomposizione, alla decostruzione, però imparare sul termine di Derrida, del suo testo. Un filosofo altrettanto importante è Emmanuel Levinas, che è francese, nasce precisamente in Lituania, in una famiglia ebraica, e in su 1923 emigra proprio in Francia con sua famiglia sua e comincia da suoi studi di filosofia in Università di Strasburgo. In sos anni 1928 e 29 è in Friburgo, in UE a maniera di conoscere Husserl e Heidegger. In su 1930 si laurea in sa Sorbona di Parigi, in sa prestigiosa Università di sa Sorbona, e non si lascia di influenzare dalle mode filosofiche del suo momento, come sul marxismo, sul comunismo, sull'esistenzialismo, e quasi a sigare da cose che sono sia la dottrina filosofica, ma anche la dottrina politica, questo riconsente di ideare una certa libertà di penso. Ha insegnato finza in Università di Poitiers e finza in sa Sorbona, dunque ha beste tornato in antisi ha frequentato come studente e poi è beste tornato come professore, come docente. Ha scritto metas operas, entre cussas a pruso de importu, ammentamos la théorie de l'intuition da la fenomenologie de Husserl, è un'opera gusta del 1930, Totalité infinie, Essai sur l'esteriorité, che è un'opera del 1961. A me piace di finza Chilco, o finza sì sul linguaggio istranzo, non è perfetto, però Chilco deve tornare e riportare proprio l'opera con il suo titolo originale, che è finza il giusto dare atto a questo filosofo, e finza solo il nome e tutto del filosofo, narrare sul nome di Soro. Non Renato Cartesio, oppure Francesco Baccone, ma mezzo su René Descartes e Francis Bacon. Dunque, questo è un severo terminologico e metodologico che mi preme a imparare e finza possibilmente in sostituto delle opere, a meno che non sia in arabo o in cinese, a sora non mi viene possibile. Però brulla a parte, a sa base di su penso de Levinas bisogno vari influssos da esa Bibbia, che è su libro de so libros in cui si narrano sas cosas primas, a sos scrittores russos come Dostoevsky e Tolstoi, fino all'ompere a filosofos come Durkheim, Bergson, Husserl e Heidegger. Bisogno varie influenze. È chiaro che la Bibbia tiene un importo nodido, un importo umano, per il motivo che isso e tutto, essendo di religione ebraica, fa riferimento meda a suo testo biblico, questa è un'influenza manna, oltre che sono filosofi che abbiamo già inventato, come Durkheim, Bergson, Husserl e Heidegger, e finza in ambito letterario Dostoevsky e Tolstoi. Levinas individua in sa fenomenologia un modello di teoresi radicale, una bunna cara a su concreto,
De Heidegger Levinas apprezza da s'opera Essere Tempus, quest'opera meda famosa, meda famata de Heidegger, e dà merito a suo filosofo tedesco de aver refutato la riduzione sostanzialistica dell'essere assente. S'essere non è un sostantivo, un nomene, una presenza istatica, ma un verbo, un accadessere dinamico. Questa è la concezione che Heidegger enunzia in sopra sua Brummanna Essere e Tempus. Questo riconoscimento, conforme a Heidegger, sono accompagnati però in Levinas dai criticas pro la compromissione politica di Heidegger con il nazismo, ma vinzas a livello filosofico con sos esitos desontologia sua. Ducas abeste questo rapporto di amore e odio, come si narra, duplice, proprio che consiste in apprezzare da una banda su penso di Heidegger, poi qualcuno aspetto, ma da esattera a livello politico e finza all'esito desontologia di Heidegger vengono criticati da Levinas. In sopra Totalität infinì, chiamo già i Bidu, Levinas polemizza da contra a sa tradizione filosofica accusata di imperialismo de su matessi e sta a narrare desintenzione posta in atto da esa tradizione occidentale di impresonare su molteplice e su differente in s'ambito di una totalità unitaria che isfiada da ogni alterità o trascendenzia. Sa filosofia occidentale dunque è stata una riduzione dell'esattero a su matessi, a su medesimo, voltato gasi. Levinas considera da sa morale non una parte della filosofia, ma sa filosofia prima. Dunque in Levinas veste proprio questo primato della morale. S'etica pro Levinas consiste in suo rapporto con satero, s'unico logo de attobio intres homines assoluto est costituito da suo prossimo. In Levinas, metafisica, etica e religione fagene tutt'uno, proite rappresentano tre maneras differentes de si riferire a questo rapporto unico con su dissimile, che si esplica in un attobio extra teoretico con satero. Ebreu, provvide e cultura, amos già idu, Levinas deriva da esa religione de sol babbo suoso, un monoteismo rigoroso che sottolinea da sa radicale trascendenzia, invisibilidade, inoggettivabilidade e indizibilidade desassoluto. Isso impreda questo termine è un poco complesso, però narrare proprio questa chiesta ineffabilitate desassoluto. Proserrare che io vinza a fare un accenno a un altro filosofo francese meda d'importo che è Gilles Deleuze, nascido in su 1920 molto in su 1990 e Deleuze, parese con Foucault e Derrida, muda da sos caratteres e della filosofia francese in sos primos anni 60 del suo secolo colato. A esso si deve tornare a proporre Nietzsche. Su penso di Nietzsche via di fatis ausente in sa cultura filosofica francese, Deleuze vede in Nietzsche su pensadore antidialettico e anti-hegeliano de primore. A esso si deve desassozio di Nietzsche con Marx e Freud, pro sos caratteres comunes che han custos tre filosofos. In su 1963, in un oramai classico volume supra de Freud, Paul Ricoeur, altro filosofo che abbiamo già mentovato relativamente a ermeneutica, esponente massimo proprio del suo penso ermeneutico, formula da sa denominazione Scola de su sospetto o ermeneutica de su sospetto, espressata proprio riferita a Marx, Freud e Nietzsche, a questi tre filosofos. Questi tre autori difatti non credono a suo significato literale, claro, pubblico desas ideas e desas filosofias, ma suspettano questo filosofo che da esegus de issas bisia qualche cosa di guado che l'al determina e che tocca a iscopiare, a smascherare. Sa volontà de potenzia pro su per tocca a Nietzsche, si inconsciu pro Freud e sul rapporto de produzione pro Marx. Queste sono tre cose da in qualche maniera scopiare, smascherare.
Deleuze este formado filosoficamente su tas influenzia i suburu des astresaca. Questa espressione este de Combe, de questo filosofo francese, e sta narre astresacas a molgianadu Hegel, Husserl e Heidegger. Questi tre autori rappresentaiano pro il giovanos de questo tempus s'equivalente de esos autores obligados pro os scolasticos des edades de mesu. Dunque non si podia da prescindere, non si podia lasciare a banda Hegel, Heidegger e Husserl. Funi autores studiados obbligatoriamente, si può narrare, non si ne podia da fare a manco. Deleuze sottolinea da suo carattere sia da speculativo che anticristiano, sta narrare Dioniso Zaratustra alternativos a Gesù Cristo, amos già ido in Nietzsche questa figuras, Dioniso quando fa riferimento a spirito apollineo e spirito dionisiaco, su primo s'apollineo espressione della razionalità, su secondo sta narrare su dionisiaco, questa espressione dell'esaltazione narimoso lirica, poetica, esaltazione della persona, e ducas pensamos a sul rito de Bacco e gasi a sigare, e ducas a beste proprio questa a torrare a leare in considero Nietzsche, che in sa filosofia francese di questo periodo non veniva da studiato, e ducas a Deleuze dene de questo merito. E ducas a sottolinea da fumilnande su carattere sia da speculativo che anticristiano della filosofia, della volontà, della differenza di Nietzsche, che agata da sa comprimento in sa tesi dell'eterna torrada. E sta a narrare questa concezione che abbiamo già ido quando abbiamo dato di Nietzsche pre-cristiana, in cui sas cosas del mondo tornano, sos eventos tornano in questo circolo temporale contrapposto, in contrapposizione a questa che è la concezione cristiana del suo tempo, che è una concezione lineare. Pro accabare, il tempo di narrare di questi autori che abbiamo già affrontato oggi, per su libertà che sta dibatta contemporanea, che di sicuro hanno dato un contributo umano, ponendo in evidenza altri aspetti della realtà. In questo caso, facciamo del surimbaggio, facciamo di tornare a valorare filosofi come Nietzsche, in suo caso di quest'ultimo filosofo Deleuze, che ha tornato a proporre in Francia la figura di Nietzsche, ma vince da tutto su filone già affrontato ermeneutico del postmoderno, della post-filosofia, che di sicuro è finza a un trampolino de lancio, come intesinarda con questa espressione, posa dibatta finza attuale, che a me da filosofo pensiamo a Maurizio Ferraris, ma altri filosofi, su primo che me da conca è Ferraris, ma altri spuro hanno leato in considero proprio tutti questi aspetti e hanno elaborato una dottrina essoro che il candide fare una sintesi, ma finza a ponere in evidenza qualche elemento di originalità. De gusto e di altri argomenti vamos a fare la prossima volta. Per il momento devo grazie e buon appuntamento alla prossima puntata. Adios.